Noi siamo i guardiani di pace e giustizia. Oltre le stelle c'è una frontiera quasi sconfinata. Il nostro ordine doveva diffondere la sua luce, anche negli angoli più oscuri della galassia. Laggiù trovammo un nemico a cui nessuno di noi era preparato, che minacciava tutto ciò che conosciamo. Salve a tutti i lettori e lettrici di Star Wars Libri e Comics, bentornati in un nuovo video. Oggi finalmente, dopo circa un mese dalla fine di The High Republic, la fase 1 negli Stati Uniti, finalmente sto riuscendo a registrare un video che volevo fare da tantissimo tempo. In realtà l'idea, come dire, mi girava in testa da davvero tante settimane e finalmente adesso è arrivato il momento di registrare questo video. Oggi infatti voglio raccontarvi la mia personale classifica delle migliori opere di The High Republic. In realtà vi parlerò di tutte le opere e farò una cosiddetta tier list, quindi trovate anche in descrizione a questo video il link per realizzare la vostra classifica delle migliori opere dell'Alta Repubblica, considerandole però davvero tutte. Romanzi per ragazzi, fumetti divisi per archi narrativi, adattamenti per giovani lettori, gli adattamenti illustrati, audiolibri, quindi non solo le opere uscite in italiano, ma ho realizzato una tier list dedicata all'Alta Repubblica davvero completa con tutte le opere di questa fase 1. Questa fase 1 dell'Alta Repubblica è stata un grandissimo successo di pubblico e di vendite, di critica, che ne dica qualche, come dire, cosiddetto fan. Credo che abbia raccolto consensi unanimi un po' da tutte le parti, e anche se qualcuno poi magari dice che gli autori hanno poca fantasia, che il vascello si chiama vascello e che Keith Trennis non si ferma con la spada laser, è evidente che magari sono persone che non hanno davvero approfondito e letto in realtà tutte queste opere che secondo me sono in grado di parlare a tutti i fan e a seconda di quello che voi desiderate trovare all'interno della galassia di Star Wars. Quindi io non vedo l'ora di vedere le vostre tier list nei commenti, nei nostri vari post social in cui ci fornite un po' la vostra classifica personale delle opere. So che ci sono anche pareri contrastanti su ad esempio il miglior romanzo, lo vedo spesso nella nostra chat Telegram, di cui trovate anche questo un link in descrizione se volete unirvi e chattare con noi. Che dire, adesso davvero iniziamo, ma fatemi ricordare solamente un grande ringraziamento ai nostri abbonati, i nostri veri Jedi che hanno deciso di supportare economicamente il canale YouTube. Quindi grazie a voi e grazie a tutti coloro che decideranno di unirsi al nostro ordine di veri Jedi. Ma ovviamente grazie anche a tutti coloro che semplicemente si iscriveranno al canale YouTube di Star Wars Libri Comics o lasceranno un mi piace, un commento a questo video. Eccoci qua con questa, diciamo, nuova inquadratura. Mi vedete un po' più piccolino, ma diciamo che non sono decisamente io la cosa più interessante in questo video, ma un po' questa classifica. La classifica l'ho realizzata io, non ho preso una classifica già fatta, questo perché nessuna delle classifiche già presenti su tier list era così completa. Infatti qua potete trovare tutti i romanzi adult, tutti i romanzi young adult, tutti i romanzi middle grade. Trovate poi i 3 archi narrativi della serie regolare a fumetti The High Republic, quella per adulti, della Marvel, i 3 archi narrativi della serie The High Republic Adventures, quella per ragazzi della IDW, trovate le miniserie a fumetti, le graphic novel, trovate raccolta ovviamente la raccolta di racconti, trovate i 2 volumi dei manga, trovate anche gli adattamenti, le riduzioni dei romanzi adult illustrati per ragazzi, gli audiolibri, quindi è in assoluto la tier list più completa a tema High Republic che potete trovare, contiene quindi tutte le opere della fase 1. Vi invito ovviamente a realizzare la vostra ancora una volta e poi a spammarla su tutti i social, insomma l'abbiamo fatta noi, per cui è anche un po' un vanto averla così completa.
Ho disposto le opere in ordine cronologico, quindi andremo un po' a vederle sia più o meno in ordine di uscita che anche di ambientazione, più o meno, e le disporrò secondo le categorie love, quindi quelli che ho adorato, like, quelli che mi sono piaciuti ma non ho adorato, mixed, quindi insomma piaciuti ma magari con qualche riserva, don't like, non mi sono piaciuti, oppure quelli che haven't read, listened to yet, quindi quelli che non ho ancora letto o ascoltato in caso degli audiolibri. Ho reso questa timeline internazionale ovviamente perché non ce n'era una così completa. In questa maniera le persone che vorranno fare la loro tier list la potranno fare nella maniera più completa possibile, anche se sono statunitensi, francesi, spagnoli, eccetera. Bene, direi che possiamo iniziare con la luce dei Jedi. Scusate se non guardo in camera sempre perché ho qua il secondo monitor con la tier list da fare. Allora, personalmente la luce dei Jedi di Charles Soule l'ho adorato, quindi va diretto nel tier love. Per me è stato un inizio davvero a bomba, una sensazione nuova, unica, qualcosa di mai visto prima nei romanzi di Star Wars, almeno in epoca recente, un cast così corale, una storia così di ampio respiro e soprattutto anche l'abilità di presentare un setting nuovo, innovativo, molto particolare, tutta una serie di personaggi che poi nel corso dei mesi e di questo primo anno abbiamo imparato ad amare. Il suo adattamento è uno dei pochi adattamenti che in realtà sono riuscito a recuperare, mi è piaciuto, ovviamente non è chissà che cosa, non so neanche a dargli magari un mixed perché in effetti è molto molto carino. Credo che uno degli aspetti più simpatici siano gli sticker che accompagnano The Great Jedi Rescue e insomma molto carino. Le illustrazioni poi erano anche molto utili in quel momento perché di alcuni personaggi non avevamo ancora un'illustrazione canonica, un concept art, mentre invece veniva fornito grazie a questo simpatico libriccino. Una prova di coraggio va anche questo nei libri che ho adorato. Personalmente la vera sorpresa della prima ondata di opere dell'Alta Repubblica, un libro per ragazzi in grado di affrontare tematiche importanti come la morte, la perdita di una persona cara, l'insicurezza in se stessi, il tutto poi in un'avventura molto classica da ragazze, un po' alla Goonies essenzialmente, e che io ho adorato. Justin Ireland secondo me ha fatto davvero un gran centro con questa opera e va direttamente nelle opere che ho adorato. Poi c'è Ernest Raro che è assolutamente una delle mie Jedi preferite dell'Alta Repubblica e in realtà di tutta la saga di Star Wars. Per quanto riguarda Nell'oscurità invece mi è piaciuto, non mi ha fatto gridare al miracolo, so che ad alcuni è piaciuto moltissimo, anche più della Luce dei Jedi. Per me è un libro solido che però è forse un po' il più debole di questi primi tre, almeno per quanto mi riguarda. Forse si dilunga un po' troppo, c'è anche da dire che però è in grado di presentarci la minaccia Drengir e anche la simpaticissima ciurma del vascello, quindi come sempre grande merito a Claudia Gray per consegnare sempre grandi libri di Star Wars, poi possono piacere un po' di più o un po' di meno, a seconda dei gusti. Il primo arco narrativo di Alta Repubblica, la serie di Cavan Scott e Ario Anindito, il primo arco narrativo ai colori della grandissima Annalisa Leoni, va direttamente nelle opere che ho preferito in assoluto. Secondo me è un primo arco narrativo molto solido. Forse il primo numero è davvero quello un po' più debole e che secondo me doveva essere quantomeno un po' più lungo, doveva avere qualche pagina in più per parlare un po' dell'ambientazione. Penso a tutte le persone che ad esempio si sono approcciate all'Alta Repubblica grazie al numero 1 del fumetto e non al romanzo. Ecco, secondo me doveva fare qualcosa di più. Nel complesso io l'ho adorato, soprattutto dal numero 2 in avanti mi ha davvero incuriosito e secondo me è anche una bella opera che affronta molto bene il rapporto tra, in questo caso diciamo, ex maestro e apprendista, cioè tra Kiv Trennis e il suo ex maestro ormai Skir. Molto bella la dinamica tra i due, molto bello vedere anche Avar Kriss in azione e ovviamente poi tutti i Drengir, e secondo me questo arco è anche davvero molto valorizzato da i disegni e i colori appunto di Ario Anindito e di Annalisa Leoni. Per quanto invece riguarda il primo arco narrativo di Alta Repubblica Avventure, lo metto tra le opere che mi sono piaciute ma che non mi hanno fatto gridare al miracolo, devo dire. Sono partiti secondo me abbastanza coi piedi di piombo, io non mi ha preso così tanto, mi è piaciuto, non apprezzo moltissimo lo stile grafico, soprattutto di questo primo arco narrativo in cui lo stile di Harvey Tolibao è davvero
un po' calcato, cioè è 100% lui e non viene smorzato da nessun altro fattore. Questa cosa io non l'ho apprezzata moltissimo, ma semplicemente è proprio un fatto di gusti per quanto riguarda lo stile, e anche l'inizio secondo me della serie è interessante, sì, ma non a livello di altre opere, per cui per ora questo primo arco narrativo lo metto soltanto tra quelli che mi sono piaciuti. Parentesi, questa tier list non vedrà grandi sconvolgimenti, nel senso che lo sapete, cioè chi ci segue già da un po' sa quanto Alta Repubblica mi sia piaciuto in totale, quanto anche questo progetto abbia significato per me a livello emotivo, a livello di crescita personale, a livello proprio di fandom di Star Wars. È un progetto che sta dando nuova linfa, nuova vita al fandom della lettura di Star Wars, che mi sta ovviamente molto a cuore. Quindi ecco, non aspettatevi grandi flame, grandi momenti di odio da parte di questa tier list, perché a me le opere nel complesso sono piaciute tutte. Però qualche sorpresina secondo me ce l'avremo. Si alza la tempesta, il secondo romanzo adult, in questo caso scritto da Cavan Scott, secondo me è l'opera migliore dell'Alta Repubblica in assoluto. Ovviamente va tra quelli che ho adorato, mi è piaciuto il ritmo di questo romanzo, il finale incredibile, mi sono piaciuti i Jedi che sono davvero iniziano a essere davvero in difficoltà. Insomma, è un romanzo che mi ha appassionato sia per l'approfondimento psicologico, sia per la grande azione, per alcuni momenti davvero toccanti. Poi davvero io mi ricordo che quando è finito mi ha lasciato un senso di vuoto e avrei voluto subito un seguito, proprio non riuscivo a rendermi conto di quello che avevo appena provato nella lettura, e non tanti romanzi mi hanno lasciato così. Si alza la tempesta è uno di quelli, e quindi va sicuramente nel tier love. Per quanto riguarda Showdown at the Fair, non l'ho ancora recuperato, ma perché per un bel po' di settimane e di mesi non era disponibile su Amazon. Poi tra una cosa e l'altra uno si dimentica di ordinarli, e in realtà proprio in questo video adesso mi è venuto in mente, e magari alla fine della registrazione andrò su Amazon e lo ordinerò. Però purtroppo non l'ho ancora recuperato. Da quello che so è comunque in linea con il primo, anche per quanto riguarda gli sticker, però ovviamente una volta che hai visto il primo non è niente di particolarmente nuovo. Ecco, Race to Crash Point Tower direi che è uno di quei romanzi che metto in mixed. Mixed perché da un lato mi è piaciuto vedere ad esempio più approfondita il personaggio di Lula, Talisola, che avevamo conosciuto in The High Republic Adventures. Poi ovviamente ho adorato anche Ram Jomaram, il Padawan meccanico, fenomenale, lui davvero simpatico, ottima introduzione nell'universo di personaggi di Alta Repubblica. Tuttavia questa opera di Daniel Jose Holder non mi ha fatto impazzire, più che altro perché è troppo contemporanea a The Rising Storm, Si alza la tempesta, e questa cosa secondo me penalizza molto Corsa alla torre Crash Point, perché se lo leggi prima spoilera un po' The Rising Storm, se lo leggi dopo praticamente sai già come andrà a finire, perché gli effetti di Race to Crash Point Tower si vedono in Si alza la tempesta, o meglio, per risolvere la situazione critica di Si alza la tempesta c'è bisogno che finisca Corsa alla torre Crash Point. Quindi vedete, queste due opere sono davvero molto legate, e per questo motivo un po' perde. Soprattutto io l'ho letto dopo Si alza la tempesta, e quindi appunto un po' la mia lettura è stata influenzata da quello che avevo già letto, e mi è sembrato di rivedere tante fin troppe scene. Out of the Shadows io lo metto assolutamente tra quelli che mi sono piaciuti. Non l'ho amato a causa della protagonista, essenzialmente Silvestre Yarrow, questa trasportatrice di rottami, che è un personaggio davvero un po' troppo sopra le righe, un po' troppo presente, e che sinceramente non mi è piaciuto, perché si lamenta molto, è molto macchietta. E un personaggio quindi che non ho apprezzato. Peccato, perché secondo me Out of the Shadows ha il grandissimo merito di riportare un po' la politica all'interno della galassia di Star Wars. Lo fa in maniera molto intelligente, lo fa molto bene, mettendo anche in campo due famiglie che sono dei pesi massimi nella galassia di Star Wars, cioè la famiglia Starros, la famiglia Santecca, la famiglia Graff. Quindi queste tre famiglie un po' messe insieme hanno un certo peso, e soprattutto poi viene anche molto approfondito il tema del viaggio iperspaziale, che
a me incuriosisce molto, e qua abbiamo qualche informazione in più proprio a livello di lore, quindi è molto molto intrigante, però è tutta la sensazione di lettura è sempre un po' frenata dal fatto che la protagonista sia un personaggio con cui io non mi connettevo bene, ovviamente molto meno con lei rispetto agli altri Jedi con cui invece sentivo una affinità maggiore, sentivo anche un interesse maggiore verso le loro storie. Per quanto riguarda invece il secondo arco narrativo di Alta Repubblica, questo qua, anche qua, lo devo mettere in mixed, perché per quanto mi sia molto piaciuta la trama, i disegni mi hanno davvero fatto un attimo temere al peggio, cioè dopo essermi abituato agli stupendi disegni di Arion Indito nel primo arco narrativo, questo secondo arco narrativo è stato gestito da diversi disegnatori, di cui adesso purtroppo mi sfugge il nome, e sono tornati ad alcuni stilemi e soprattutto ad alcune sviste che avevamo già visto nelle altre serie fumetti di Star Wars e che invece Arion Indito assolutamente non aveva compiuto. Ci sono alcune vignette che mi hanno un po' fatto un po' accapponare la pelle, proprio molto tirate via, quindi secondo me è stato un arco narrativo disegnato molto di fretta e che quindi mi ha lasciato delle sensazioni per l'appunto mixed. Quindi da un lato bello a livello di trama, di scrittura, Cavan Scott è sicuramente uno dei nostri scrittori più amati e l'avete anche confermato voi stessi in questa edizione degli Star Wars Libre Comics Awards, però insomma qua non è stato valorizzato altrettanto dai disegni e quindi mi sento di metterlo in mixed. Per quanto invece riguarda il secondo arco narrativo di Alta Repubblica Avventure, qua le cose iniziano a farsi davvero interessanti. Io lo metto in love perché ha dei momenti che sono davvero toccanti, davvero belli, e da un lato toccanti, dall'altro appassionanti proprio a livello di azione, soprattutto perché dopo averci fatto conoscere bene Lula Talisol e Zimrala, Daniel Householder dedica tanti numeri anche a dei personaggi che noi pensavamo secondari, li approfondisce la loro storia. In particolar modo quella di Cort mi ha davvero commosso, mi ha davvero appassionato. È proprio un personaggio che mi sembrava semplicemente una macchietta sullo sfondo ed invece è entrato un po' nel mio cuore e l'ho adorato. Quindi non posso che non mettere questo secondo arco narrativo nelle opere che ho amato. Fate un attimo attenzione, questa copertina è la copertina del Free Comic Book Day, che però è stato racchiuso anche in questo secondo volume negli Stati Uniti e sarà anche così in Italia. Per quanto riguarda invece il terzo volume, questo non uscirà mai negli Stati Uniti, o comunque uscirà magari con qualche problema, sicuramente uscirà prima in Italia, ma poi vi spiego meglio quando ci arriviamo. E per quanto riguarda The Edge of Balance, il primo volume del manga scritto da Justin Harland e da Shima Shinya, io non sono un amante di manga, quindi metto le mani avanti. Non sono un amante dei manga, non sono un amante degli anime, e gli altri manga di Star Wars che ho letto non mi sono particolarmente piaciuti, ma devo dire che The Edge of Balance mi è piaciuto in pieno e l'ho molto apprezzato per la sua protagonista, le tematiche anche che porta, che affronta. Mi è piaciuto, e qua gli amanti degli anime e dei manga, soprattutto dei manga, mi scuoieranno, ma mi è piaciuto perché si legge all'occidentale, quindi non si legge come un manga in cui io faccio davvero davvero fatica, non sono abituato, ha anche pochi momenti un po', diciamo, cringe, che a volte nei manga che a volte nei manga si leggono. Ad esempio nel manga di Star Wars Rebels è abbastanza pieno di momenti molto intrisi di giapponesità un po' all'ennesima potenza. Invece questo manga di Age of Balance è secondo me un ottimo modo per approcciarsi a uno stile di disegno, uno stile grafico molto vicino a quello dei manga, però in maniera un po' soft, quindi l'ho apprezzato molto, sia a livello grafico che appunto a livello di storia. Davvero una bella opera, quindi ottimo lavoro, perché insomma mi ha convinto. All'inizio ero un po' scettico. The Monster of Temple Peak mi ha invece lasciato un po' così, nel senso che la trama non mi ha fatto impazzire, mi è piaciuto molto graficamente, avrei preferito più i flashback, quindi
Insomma, mi è piaciuto, però mi ha lasciato un po'... forse mi aspettavo di più, forse avevo delle aspettative un po' troppo alte, soprattutto perché Ty Yorrick mi era piaciuta davvero molto nel romanzo in cui compare per la prima volta, cioè Si alza la tempesta, e forse avevo aspettative un po' alte, quindi il volume non mi ha fatto un po' impazzire. Secondo me la trama, quella diciamo principale, è un po' deboluccia, e alcuni comprimari non mi hanno fatto appunto impazzire, secondo me erano un po' pesanti, e i flashback erano intriganti, però anche lì mi ha lasciato un po' l'amaro in bocca, diciamo. Non ho un ricordo poi neanche così particolarmente vivido, quindi significa che non mi ha colpito molto, quindi mi tocca metterlo in mixed, un po' per questi motivi magari non chiarissimi, però io sento che va messo in mixed e non in like. E stessa cosa anche per Tempest Runner, mi spiace dirlo. Tempest Runner deve essere bellissimo in realtà, ma io ho ascoltato l'audiolibro e ho fatto molta fatica ad ascoltarlo. Io l'inglese lo parlo, lo utilizzo tutti i giorni, lo ascolto, lo scrivo. Non ho avuto problemi, non ho problemi con serie, non ho problemi con film, non ho avuto problemi con altri audiolibri. Per Tempest Runner sì, non so se fossero le voci, non so se fosse il ritmo, la mancanza di un narratore esterno, come ad esempio era in Dooku Jedi Lost e ancora di più in Dr. Aphra, un audiobook original, secondo me si fa sentire. Sei un po' troppo dentro la storia con la mancanza di un narratore, e le voci sono tutte un po' con degli stili molto forti, non c'è una dizione magari molto precisa, soprattutto per certi personaggi, e questo mi ha un po' estraniato dalla lettura. La trama, per quello che ho compreso e poi ho riletto anche su Wikipedia, l'ho davvero apprezzata e mi ha intrigato, ma la modalità di fruizione mi ha davvero un po' limitato nel godermi quest'opera, di cui spero che Panini deciderà di portare lo script, perché lo script è uscito negli Stati Uniti da poco. Mi rendo conto che sia un progetto difficile da portare in Italia, lo script di un audiolibro, però sarebbe bellissimo, perché poi sarebbe davvero praticamente l'unica opera mancante. Quindi Panini, se stai guardando questo video, per favore ricordatevi di Tempest Runner, Nicola, Marco, ricordatevelo, portatelo, perché la trama è importante, bella, e soprattutto si approfondisce molto il personaggio di Lourna Dee, che è davvero la grande protagonista, antagonista, insomma è un personaggio per cui magari non ci aspetteremmo a volte di tifare, in cui in certi momenti tifiamo anche. Ecco, una bella opera. Secondo me l'audiolibro, almeno per quanto mi riguarda, la fruizione l'ha un po' svalutata, però in realtà è sicuramente un'opera valida. Io però la devo mettere in mixed per la modalità di fruizione. Poi magari non l'ho ascoltata in maniera molto attenta, l'ho ascoltata magari in un momento anche di vita in cui ero magari un po' più distratto e non riuscivo a concentrarmi bene. Per gli altri invece non era stato così. Io do un po' la colpa non solo a me, ma anche un po' all'audiolibro, e quindi lo metto in mixed. Trail of Shadows invece è una miniserie a fumetti noir scritta da Daniel Oseholder e che parte proprio dalla fine delle vicende di Si alza la tempesta, che io metto tra le opere che ho amato, perché ha un tono diverso da tutti gli altri fumetti, sia dell'Alta Repubblica, ma della gran parte dei fumetti di Star Wars. È proprio un tono, un respiro, un ritmo diverso, uno stile grafico diverso come disegni, è molto particolare. E mi è piaciuto moltissimo proprio il personaggio di Emerick Captor e poi tutta l'indagine che viene portata avanti. È anche un'opera che dà delle basi, delle fondamenta di lore per l'Alta Repubblica imprescindibili, cioè se avete ancora, e ce le avete perché sono sicuro, delle domande residue da Si alza la tempesta, da quello che è successo nel finale di Si alza la tempesta, le risposte non le troverete completamente in un altro romanzo, ma le troverete proprio in Trails of Shadows, che dovete assolutamente leggere. Questa miniserie a fumetti non sappiamo ancora quando arriverà in Italia, in che modalità. Io spero che arrivi presto, il prima possibile, spero entro l'estate, e spero anche in un bel volume cartonato che la racchiuda, perché è davvero una opera davvero fenomenale. Soprattutto poi ci porta anche
in situazioni, in contesti un po' diversi, e soprattutto godiamo molto della vita su Coruscant, che è qualcosa che nelle altre opere non avevamo potuto vedere appieno. Per quanto invece riguarda Mission to Disaster, qua Justin Ireland essenzialmente bissa quanto aveva già fatto con una prova di coraggio, non secondo me con lo stesso successo, anche perché magari avevamo già letto quello, ma sicuramente è un'opera che mi è piaciuta molto. Non l'ho adorata, ma mi è piaciuta molto, e Mission to Disaster è anche importante da leggere prima di The Fallen Star, almeno a livello teorico, almeno secondo me, perché ci sono alcuni elementi che poi vengono svelati appieno in The Fallen Star, ma vengono accennati in Mission to Disaster. Qua la protagonista Vernestra è ovviamente la mia preferita. È anche bello che si approfondisca il personaggio di Avon Starros, che era lasciato un po' più indietro, più sullo sfondo di una prova di coraggio. Qua invece acquisisce carattere, acquisisce spessore, e questo è sicuramente un grande merito di Justina Ireland. Arriviamo al punto dolente. The Fallen Star vorrei mettere, perché il romanzo mi è piaciuto. In Italia tra l'altro uscirà a maggio con il titolo di La Stella Caduta. Allora, da un lato vorrei mettere che mi è piaciuto, però ho sicuramente dei sentimenti contrastanti per quanto riguarda questo romanzo. Credo che nel complesso, e anche per la rapidità con cui l'ho letto, con cui mi ha tenuto incollato, lo metterò tra le opere che mi sono piaciute, però è un po' al limite, diciamo, The Fallen Star tra mi sono piaciute e mixed. Perché dico questo? Dico questo perché è un romanzo davvero che tiene incollato e che ha tante idee interessanti, ad esempio quella di svolgersi tutta sul faro Starlight e di porre il lettore davanti a un fatto che sa che avverrà. Lo vedete già dalle copertine Variant e non solo Variant. La caduta del faro Starlight è qualcosa che sappiamo che avverrà, e come nelle storie del Titanic o del Poseidon, tu sai che il disastro si compierà, ma è come si arriva al disastro e come i personaggi cercano di sventare il disastro e cercano di salvarsi, che è il fulcro della questione. E questo è qualcosa che ho adorato, e davvero ho divorato il libro in credo meno di 24 ore. Tuttavia questa stessa scelta ha anche delle grandi limitazioni, perché non abbiamo mai modo di andare fuori dal faro Starlight e di vedere cosa sta succedendo fuori dal nucleo di questo romanzo. Lo vediamo sì nelle altre opere di questa ultima terza ondata, però avrei preferito anche vedere qualcosina di più all'interno del romanzo. Comunque personaggi ne escono in maniera eccezionale, sono davvero approfonditi, e questa cosa l'ho adorata. Anche lì però, anche se vediamo sempre tutto, no, col punto di vista dei protagonisti, che è una cosa molto bella, dall'altro non abbiamo quasi mai una visione omnicomprensiva, onnisciente delle vicende, quindi insomma sensazioni un po' mixed. Lo mettiamo tra quelli che mi sono piaciuti, perché sarebbe un po' scorretto nei confronti di The Fallen Star metterlo tra mixed, però ecco, è un'opera che a me ha lasciato qualcosina un po'... insomma, che non ho gradito, come La luce dei Jedi e Si alza la tempesta. Poi ovviamente sono molto curioso di sapere la vostra quando lo leggerete, appunto esce a maggio in Italia, vi ricordo. E per quanto riguarda The Battle for Starlight, vale essenzialmente la stessa cosa per Showdown at the Fair. Non sono ancora riuscito a recuperarlo, probabilmente alla fine di questo video corro su Amazon e li ordino entrambi. Stessa cosa anche per il secondo manga di The Edge of Balance. Questo non l'ho trovato in digitale da nessuna parte. Questo manga, così come il primo, non voglio comprarlo cartaceo, perché arriverà in Italia e è stato già confermato da Panini, e non ho quindi voglia di avere due copie cartacee. Il primo sono riuscito a leggerlo, a comprarlo in digitale, il secondo no, non sono riuscito a trovarlo da nessuna parte, e magari se lo riuscite a trovare voi mandatemi un link. Quindi non sono ancora riuscito a recuperarlo, e a questo punto continuerò a cercare, e altrimenti aspetterò direttamente l'uscita italiana, che sicuramente credo arriverà entro la fine del 2022. Andiamo adesso verso l'ultimo nucleo di opere, in particolare il terzo e ultimo arco narrativo della serie regolare a fumetti Alta Repubblica. Anche qua è tornato Eren Indito, si vede, e questo ultimo arco narrativo l'ho adorato, perché mi ha portato delle vette nuove di epicità e di momenti che non mi aspettavo di vedere in un fumetto di Star Wars. Vedere i Jedi così
da un lato combattuti, dall'altro pronti alla battaglia, così in difficoltà da un lato e così intenti a salvare vite dall'altro. Io l'ho adorato ed è il finale perfetto per questa serie, che davvero è un finale agrodolce e che lascia davvero tanta curiosità verso il come poi queste storie continueranno. E quindi, che dire, secondo me un successo incredibile. Questi ultimi numeri erano qualcosa di stupendo, e poi con un ritmo, con una quantità di informazioni da un lato e di passioni, di fatti che succedevano dall'altro, davvero impressionanti. Tante emozioni anche da parte dei personaggi. Per quanto mi riguarda, l'ho adorato. E stessa cosa anche per l'ultimo arco narrativo di Alta Repubblica Avventure. Qua ho messo la copertina dell'ultimo numero, essenzialmente perché, come vi dicevo prima, siccome IDW ha perso la licenza, non ha più la licenza di Star Wars, questo volume negli Stati Uniti non verrà pubblicato. Non so se lo pubblicherà Dark Horse, che invece inizierà a pubblicare questi fumetti, diciamo, per giovani lettori a partire dall'autunno. Sta di fatto che probabilmente avremo il volume in Italia molto prima di quello americano, quindi, non sapendo quale potrà essere la copertina, ho scelto per quella dell'ultimo numero. E qua di nuovo ho adorato tutto, soprattutto il rapporto tra Lula Talisole e Zin Mrala, e anche tra i vari personaggi, le connessioni, i legami che si sono anche creati tra i personaggi, ma anche tra i personaggi e il lettore, secondo me. E questa storia raggiunge un livello di coralità e di passione, di vedere anche questi giovani ragazzi, giovani Padawan, in difficoltà per tutto quello che sta succedendo attorno a loro e tutto quello che sta succedendo dentro di loro a livello emotivo. L'ho apprezzato moltissimo, mi è piaciuto davvero molto, mi ha coinvolto emotivamente, e ho anche apprezzato moltissimo l'aspetto grafico, i disegni, con alcune soluzioni di alcune tavole che sono davvero un gran colpo di genio dell'autore Daniel Jose Holder, che sia in questo ultimo arco narrativo, ma anche in Midnight Horizon, che metto di nuovo tra le opere che mi sono piaciute di più. Anzi, magari che non ho adorato perché ha qualche difettuccio, è un po' lento, però porta avanti una tematica LGBTQ, una tematica queer, in maniera estremamente ben fatta. Poi probabilmente non sono io a dover dire se un'opera queer porta avanti una tematiche dei personaggi queer nella maniera più corretta o meno, però per quanto mi riguarda mi ha davvero coinvolto, mi ha davvero fatto appassionare, e soprattutto mi sono reso conto che ci ha fatto conoscere dei personaggi in cui il loro essere queer è qualcosa che viene scoperto nel corso dei numeri e delle pagine del romanzo, e in cui però è ovviamente un aspetto fondamentale della loro personalità, ma non tutto ruota attorno al loro essere queer, e soprattutto non sono token, non sono elementi di dobbiamo aggiungere della rappresentazione perché sì. Sono personaggi a tutto tondo di cui andiamo a esplorare anche questo aspetto, l'aspetto delle loro relazioni sentimentali, delle loro passioni, delle loro pulsioni, e soprattutto come queste pulsioni e queste passioni si declinano con magari l'appartenenza a un ordine, o magari un giuramento, o la fedeltà delle persone care. È qualcosa di ben gestito, e secondo me bisogna dare un grandissimo merito a Daniel Jose Holder. Metto su un gradino più alto il fumetto perché il romanzo ha dei momenti un pochino lenti, soprattutto all'inizio, un po' lento a partire, e anche sul combattimento finale, diciamo, forse si dilunga un po' troppo. Però a parte questo, sicuramente un romanzo che io ho apprezzato molto, anche per il cambio di tono, di ambientazione. È ambientato tutto su Corellia, per cui un pianeta diverso dalla frontiera, dai pianeti dell'Orlo-esterno. Si parla anche di bodyguard, insomma mette i Jedi in situazioni diverse dal solito, e lo fa in maniera molto intelligente. Quindi ottimo lavoro Daniel Jose Holder. Arriviamo poi a Eye of the Storm, microserie, neanche mini perché è composta da solo 2 numeri, scritta da Charles Soule, la vera conclusione della prima fase dell'Alta Repubblica e della terza ondata, tra le opere che ho adorato, perché praticamente c'è Charles Soule che prende un badile di lore, di background, di ambientazione, di passato, in
particolare quello di Marchion Ro, e a badilate lo versa sul lettore. Cioè questa era proprio l'opera che volevamo leggere, volevamo apprezzare, per avere un quadro più completo, non dico totalmente chiaro, dell'Alta Repubblica, perché ancora ci sono tanti interrogativi, soprattutto sul ma adesso cosa succederà. E per quanto riguarda però un po' il passato, ecco, Eye of the Storm è l'opera che volevo, come la volevo, tanti spiegoni, disegni fantastici, Marchion Ro davvero approfondito all'ennesima potenza, e la sua mentalità, la sua psicosi, un grandissimo fumetto che non vedo l'ora che esca anche in Italia. E arriviamo invece adesso alle storie Starlight, e arriviamo invece adesso alle storie brevi. Qua ho messo la copertina di quello che sembrava essere stato leakato, il volume che conterrà tutte queste storie brevi. Il volume uscirà davvero, non sappiamo se con questa copertina o no, uscirà ad ottobre. È il volume dello Star Wars Insider The Fiction Collection volume 3 The High Republic. Queste storie sono tutte storie molto carine, non sono così fondamentali, io le metto tra quelle che mi sono piaciute perché non c'è nulla da dire di negativo, di critica nei loro confronti. Sono tutte storie molto carine. La cosa bella che fanno è che approfondiscono personaggi che sono non Jedi. Forse è qualcosa che sarebbe dovuto essere fatto un po' di più nelle altre opere, nelle opere principali, però è bello che in questo settore di racconti brevi, insomma, si approfondisca anche la vita sul faro Starlight da dei punti di vista diversi. Siamo arrivati alla fine di questo video, io spero che vi siate divertiti a vedere questa tier list. Sono davvero curioso di sapere se siete d'accordo con me o se magari avrete altre preferenze, e sicuramente ci sarà un mondo. Fatemi sapere che cosa vi sta piacendo di più e di meno di questa Alta Repubblica, e non dimenticate di condividere le vostre tier list una volta fatte al link qua che trovate in descrizione con noi su Facebook, su Instagram, insomma su tutti i nostri social, e ovviamente di iscrivervi anche alla nostra chat Telegram. Io come sempre vi auguro delle buone letture e che il lato cartaceo della forza sia con voi. Ciao!